Terza corsa è la seconda manche del Tommaso Grassi Award, un doppio chilometro per 4 anni. Uno Cometa LL Giuseppe De Filippis, 2 Cesni Adaghi Lorenzo Baldi, 3 Cocktail Font Federico Esposito, 4 Cinzia Dario Battistini, 5 Clelia De Daltri Maurizio Cheli, 6 Commander Crow Daniele Cuglini, in seconda fila 7 Contigo Gennaro Mitrano, 8 Creed Matley Manuel Pistone, 9 Cesare Augusto DVS Emanuele Matteini, 10 Ciliberti Marco Stefani. L'allenamento è completato, ci sono problemi per Clelia dei Daltri, se non vado errato, che sbaglia. E si parte con Cesni Adaghi molto veloce allo steccato, difende la posizione da Cocktail Font, il quale insiste all'esterno, poi Cinzia che si ritrae, mentre guadagna lungo lo steccato Cometa LL. Continuano in lotta Cesni Adaghi e Cocktail Font che si staccano rispetto al resto della compagnia. 14,2 per i primi 200 metri di corsa. Cocktail Font trova posto in seconda posizione, parcheggia. Cesni Adaghi resta così in vantaggio, Cometa LL in terza posizione, poi Cinzia di fuori, mentre risale in terza ruota Ciliberti. 29,1 per il primo quarto di gara, con Ciliberti che risale, aggira Cinzia e si porta di fuori scoperto a lato di Cocktail Font. Intanto la battistrada Cesni Adaghi ha un po' rallentato il ritmo, c'è 15,3 per la curva di destra. Cesni Adaghi in vantaggio, in seconda posizione Cocktail Font, allo scoperto Ciliberti, in seconda pariglia c'è Cinzia. Quando siamo al passaggio dopo un giro se ne va in 59,3, ritmo selettivo, quello imposto da Lorenzo Baldi in sediolo a Cesni Adaghi, che va a completare la metà gara in 1,14,9. Davanti alle tribune c'è l'errore di Cinzia, viene aggirata da Commander Crow e da Cesare Augusto DVS. Cesni Adaghi in vantaggio, Ciliberti di fuori, Cocktail Font chiuso allo steccato. 4, Cinzia, poi il 7 di Contigo che va a fare la terza pariglia esterna in anticipo su Commander Crow. Quando sulla piegata di destra Ciliberti intensifica l'azione a lato di Cesni Adaghi, la copre interamente. Prova a metterla sotto pressione, la piegata passata in 15,5, attacca Ciliberti nei confronti di Cesni Adaghi e tende a passare mentre viene in mezzo alla pista Creed Matley, che in anticipo su Cocktail Font si porta su Ciliberti 2 minuti e 3 decimi per il miglio, con Creed Matley che attacca Ciliberti che si difende. Lì in agguato c'è Contigo a precedere sempre Cocktail Font, gli altri in un'altra corsa con la piegata conclusiva passata in 16,1, segno che Ciliberti è stanco. Creed Matley fa fatica a passarlo in mezzo alla pista, si impegna Contigo, va di dentro Cocktail Font, è passata Creed Matley in vantaggio nei confronti di Ciliberti e di Contigo. Creed Matley e Manuel Pistone ancora una volta nei confronti di Contigo, al terzo posto Ciliberti a precedere Cocktail Font, Cesare Augusto DVS. 31,5 la chiusono, 15,7 ragguaglio cronometrico. Creed Matley, Manuel Pistone per Cristian Rossi, i colori di Delpino Rossi, la vittoria per il figlio di Ideale Luis e fa 20 punti Manuel Pistone. E così si isola in testa alla classifica, secondo posto per Contigo con Gennaro Mitrano, poi Marco Stefani con Ciliberti al terzo.